Al Duomo di Castelfranco la Santa Messa, Don Dionisio ha voluto ricordare il sacrificio degli alpini nelle guerre ed oggi la loro presenza indispensabile quando c'è bisogno. Il servizio è diventato l'essere tra i primi nelle calamità, alluvioni, terremoti, tragedie, a volte provocate anche dagli uomini. Voi siete i primi ad arrivare. Onorare i morti aiutando i vivi. È una lezione di vita per tutti noi. Una giornata di sole che ha reso la festa ancor più bella. Le penne nere hanno sfilato fra le vie della città, con loro le forze dell'ordine e le istituzioni. Cosa vuol dire tornare a marciare insieme ai compagni? Vuol dire ritornare indietro di 40 anni passa. Senta, chi vuole salutare? Saluto tutto il gruppo di Trevignano. Ma e i suoi fra? Sono in giro un po' di qua, un po' di là. E sul palco poi viene letta una piccola parte di un tema di Sara, una ragazzina di 14 anni vincitrice di un concorso. Essere un alpino significa aiutare gli altri, non per apparire, ma per essere sempre presenti. Vuol dire soccorrere senza guardare religioni o paesi di provenienza e a volte anche essere disposti a morire per qualcun altro. Ed il saluto degli alpini con un arrivederci a fine mese a Treviso, una manifestazione che noi seguiremo in diretta. Si parte venerdì 29 ottobre. Da venerdì partendo da Cimagrappa e da Cison arriveranno rispettivamente a Montebelluna e da Ormelle. Il sabato mattina si uniranno le altre tre staffette che partiranno da Nervesa della Battaglia, Fagaret della Battaglia e da Biadri di Montebelluna, dall'ossario di Santa Lucia, che è il più piccolo d'Italia. Ecco, tutto questo naturalmente sabato convergerà a Treviso. Dove e a che ora? Allora, la staffetta arriverà come massa a Piazza Vittoria alle 4:30, 16:30, dove saremo tutti noi con i gagliardetti e i vessilli ad aspettarli, in onore proprio con la fanfara di Brigata Alpina Giulia in congedo.